No, I'm not a writer. Non ho filmato tanto, sì, comprensivo, cioè, mi sto godendo proprio le ferie in modalità. Ogni tanto vabbè qualche piccolo svarione, ho però le gozze di bacche sempre dietro che non ho preso, quindi vuol dire sì, più una roba psicologica, devi stare attento, più ci pensi più hai in ansia, no? Sai i miei attacchi di ansia, no? Forse se sei nuovo è la prima puntata, no, non li sai. E niente, adesso ho fatto il giro in bici, il famoso giro di circospezione, per capire un attimo i parcheggi, perché sì, il mare è stato bellissimo di là, però volevo portare anche il cane pericoloso senza nessuno rompesse i coglioni, no? A fare il bagnetto, vero cane? E allora siamo andati in una delle Bau Beach. Adesso appunto col giretto di circospezione in bici ho arricchito la mappa perché ho segnato tutti i parcheggi o all'ombra, comunque quelli gratuiti, e poi vabbè anche quelli a pagamento, insomma, se dopo tu vuoi andare in quelli a pagamento vedi tu, insomma. E mi sposterò stanotte perché ne ho trovato uno attaccato all'entrata della Bau Beach. Sì, dietro i bioni l'immondizia, però vabbè, mi metto il camper girato giusto e ho la vista campi, tipo qua. Ecco, abitiamo a K, proprio a K, tipo qua, Vero che portiamo cane pericoloso a fare una pisciata, E abbiamo preso anche i crocchi, perché nel caso in cui finisce il mangiare di cane pericoloso, cosa facciamo? Restiamo senza pappe? No! O mangiamo un gatto? No, nessuna delle due. E quindi ci siamo presi i crocchi, Ah, che bravo, il frigo l'avevo acceso, proprio un bravo tosato. E sono andato in uno di quei frutta e verdura, no, che c'erano per strada, perché c'era dietro anche un campo di ulivi, no? Quindi mi sono fermato lì a mangiarmi le pesche, le prugne, quel cane pericoloso in mezzo agli ulivi, no? E il tipo là, quando gli pago, gli volevo dare le monetine giuste e mi fa: dai, bravo, per ricompensa ti regalo un limone. Oh, mi ha regalato un limone, cazzo. Vabbè. Comunque è simpatica la storia, perché tu puoi fare il salvario, no? Parcheggiare dove cazzo vuoi, tipo qua non è un parcheggio a pagamento, qua al bordo dei campi, no? Però puoi entrare tipo nei campeggi per farti la spesa, andare al bar, al ristorantino, se capisci, ti siglano come una vacca, sì, si toglie per fortuna, almeno credo, no? Sì, sì. E niente, puoi entrare, no? Capisci? Riassunto di questo preciso momento. Non voglio fare niente. Sono le 22:54. C'è un disastro della Madonna. Adesso metto in ordine. Beh, il cane pericoloso abbiamo già mangiato. Però cane, guarda là che si stira. Che... Adesso ci spostiamo nella Bau Beach. La Bau Beach. La Bau Beach. Cosa dici? Hai mangiato troppo? Ho esagerato, ti ho dato troppa pappa. Poi andiamo a fare la cacca toscana. Com'è la cacca toscana? Facciamo la cacca toscana. Niente altro. Oh nana. Dio mio. Sì che oggi non abbiamo fatto chissà cosa. Domani sì. Domani spacchiamo tutto. Domani rimuoviamo la quiete. Siamo pronti, cane pericoloso. Andiamo. Hop. Chiudiamo.
sono passati tanti bau qua, troppi bau, vero Emi? Aspetta domani. Che bello, sti locali con le musiche, da noi non ci sono perché da noi prendono le multe per il volume, hai capito? Guarda qua, tutti ubriachi, spolpi che ballano, fanno, brigano. Una ranita, ciao ranita. No, lascia stare la ranita. No, annusala e basta. Hai visto la ranita? Brava, brava Amy. Molto brava sei. Beh dai, comoda come un cactus nella scarpa la strada. Porca miseria, vero Amy? Poi non capisco. Vedi qua che bisogna andare? Cosa c'è di qua? Andiamo a vedere. E copete. Secondo me si può entrare già da qua. Dai, libellule prostitute. Sì dai, qua andiamo a vedere com'è il mare. Tengo legata perché se ci sono cani tu me li pinci. Bello. A parte quelle 2 ciminiere là, ma sono dettagli. Bello, bello. Bello, bello. Non so se vedi le luci di là, no? Molto bello. E se io spengo la mia torcia, poi è ancora più suggestivo. Non si vede dove si mette i piedi, però è suggestivo. È lo cane che è suggestivo. C'è il faro. Dov'è la tua spiaggia beach? Perché ti mollo quasi quasi, povero cane. Dai che molliamo un po' questo cane. Però ti tengo sotto il controllo. Bene, acqua trasparente, perfetto, non so se vedi. Eccellente. Comunque no, se il cartello era là, quindi tutte le spiagge sono per cani.